Secondo giorno di vaccinazione per gli over 60, l'afflusso delle persone sta aumentando sempre di più. Siamo venuti al Palangarano per vedere e chiedere agli addetti ai lavori come stanno procedendo le vaccinazioni e come si sentono le persone in merito. Ieri pomeriggio c'è stato un grandissimo afflusso, stamattina come vede abbastanza nella norma, non eccezionale, e va un po' a giornate diciamo, ma in linea di massima vediamo che l'affluenza è abbastanza buona, insomma, per cui bene. Quale procedura dovrà seguire una persona che ha già avuto il coronavirus negli scorsi mesi? Se ha già avuto l'infezione e una volta attesa i 3 mesi dal primo tampone positivo, è sufficiente fare una dose a meno che non abbia superato i 6 mesi sempre dalla prima infezione. In tal caso vanno somministrate le 2 dosi come per chiunque altra persona. La gente tranquilla viene, non ci sono grandi attese. Qual è l'auspicio per il futuro prossimo? L'auspicio è che di vaccinare più persone possibili e che vengano tutti quanti, di non avere paura. Che vaccini state usando? Oggi Pfizer, abbiamo fatto le prime dosi e le seconde dosi. Okay. E le persone come si sentono? Allora, il fatto di venire qui le rende, diciamo così, contente, devo dire, sono contenti di venire a vaccinare. Nonostante una ritrosia iniziale degli over 70 a vaccinarsi, i dati sono sempre più incoraggianti, come anche ce lo conferma il direttore generale dell'UL7 Carlo Bramezza. Ieri abbiamo raggiunto il record di 4.480 vaccini fatti nell'azienda pedemontana, stiamo continuando gli ultra settantenni anche con l'aiuto dei medici di medicina generale e abbiamo iniziato gli ultra sessantenni.